Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Allora, per prima cosa, benvenuto. Grazie del benvenuto. Allora, quali sono le prime sensazioni da quando sei qui al Venezia Football Club? No, sono state ottime sensazioni sin da subito. Si sapeva che era una grande squadra, visto già dall'anno scorso, comunque la conoscevo nonostante averla già affrontata, è un bell'ambiente, abbiamo iniziato subito alla grande e dobbiamo continuare così. Ma nello specifico che cosa ti ha spinto a venire qui? No, soprattutto la spinta dal direttore, dal presidente e dal mister mi hanno voluto sin da subito e io ho dato subito questa scelta per venire qua e fare del mio meglio e aiutare la squadra. Come ti trovi col modulo, col sistema di gioco, per meglio dire, proposto da mister Paolo Vanoli? No, mi trovo molto bene, l'ho fatto e ho giocato a 3, ho giocato a 4, mi sono sempre trovato a mio agio e cercherò di fare il mio meglio in base a quello che chiede il mister. Ma se dovessi descriverti come caratteristiche tecniche, che parole useresti, come ti descriveresti? Io più che tecnico a livello di marcatura sono più difensore, però cerco di migliorarla e passo dopo passo e magari diventare anche più tecnico. C'è un giocatore che non dico sia il tuo idolo, ma qualcuno al quale ti ispiri, italiano ma non necessariamente? Che mi ispiro, Chiellini, è un mio comunque idolo, è stato un grande giocatore e prenderò spunto sicuramente da lui per la carriera che comunque ha fatto. Tornando al Venezia Football Club, conoscevi già qualcuno della squadra anche come avversario? No, conoscevo già Candela abbiamo giocato assieme a Genova e dopo 5 anni ci ritroviamo assieme e gli altri li ho conosciuti tuttora nel cammino di adesso. E la sintonia nel tuo reparto com'è? Insomma, dicevi appunto, conoscevi già Candela, ma con gli altri com'è? No, è un ottimo rapporto, c'è un bel mix tra americani e olandesi, c'è un bel mix e ci aiutiamo a vicenda perché alla fine è quello che conta. Ognuno si aiuta l'un l'altro, una corsa in più per il compagno e alla fine sicuramente si ottiene obiettivi e arrivi al risultato, che è quello che vogliamo noi sempre, la vittoria. Vittorie che finora sono arrivate, perché insomma il ruolino di marcia di questo inizio di campionato non è affatto male, anzi. No, noi cercheremo di fare il nostro meglio, cercheremo di vincere, però come ho detto a Cittadella, se non si riesce ad arrivare alla vittoria l'importante è non perdere, perché comunque il campionato è lungo e dobbiamo tenere la testa a ogni partita e come ho detto cercare di vincere, ma se non si riesce portare a casa il pareggio, che sempre è un ottimo punto. Ultima cosa, un messaggio che vuoi dare ai tifosi arancione-nero-verdi? No, come ho detto alla presentazione, sono orgoglioso di essere qua. Quello che noi riusciremo a dare lo daremo e come ho già visto volevo solo ringraziare per incitarci tutto il tempo, tutta la partita sin da subito. È un bellissimo ambiente e spero di ricambiarlo con prestazioni.